Due ali di gonfaloni in rappresentanza di tutti gli emigranti che l'hanno conosciuto ed apprezzato. Saranno loro che attenderanno mercoledì pomeriggio all'esterno del Tempio di San Nicolò l'arrivo di Don Canuto Toso nel giorno del suo ultimo viaggio. Ennesimo segno tangibile dell'impegno che ha contraddistinto la vita umana e sacerdotale di quello che sarà ricordato come il parroco degli emigranti. È un ricordo triste in questo momento, di tristezza per tutta la nostra associazione. È stato il faro della Trevisani fin dalla sua fondazione dal 1973. È lui quello che l'ha voluta. Aveva la vocazione per dedicarsi alle persone che lavorano. A un certo punto, quando voleva fare il missionario all'estero, è stato convinto a preoccuparsi dei lavoratori anche che vivono in provincia di Treviso, oltre a quelli che vivono all'estero. Quindi ha fondato la Trevisani. Associazione che serviva da ponte tra chi era partito con la valigia di cartone e la propria terra. Ma Don Canuto aveva già capito i cambiamenti del mondo dell'emigrazione, guardando alla Marca molti anni dopo come terra di immigrazione. Don Canuto era vicino anche agli immigrati. Noi siamo un territorio che da territorio di emigranti è diventato territorio di immigrati. Ecco, a questi immigrati noi possiamo, con i nostri valori, possiamo fare scuola, essere di esempio, e quindi questo credo sia il nuovo ruolo della Trevisani. E nel suo testamento morale c'è l'attenzione alla nuova emigrazione trevigiana, quella dei giovani, oggi come ieri, in cerca di un futuro migliore. Sono giovani, soprattutto dei cervelli. Da qualche tempo, da qualche anno, Don Canuto si preoccupava molto di questi giovani. Alcuni fanno una scelta e quindi le scelte che vengono fatte meritano solo il rispetto, altri lo fanno per necessità, e quindi a questi nuovi giovani che non vivono l'esperienza drammatica, dura che hanno vissuto gli emigranti storici, ma che si trovano in nuove realtà, comunque sono lontani dal loro contesto, dalle loro abitudini, dalle loro tradizioni. E per i tanti che mercoledì vorranno salutare per l'ultima volta questo sacerdote straordinario, Antenna 3, in collaborazione con la diocesi, ha predisposto la trasmissione in diretta e in streaming dei funerali. Dalle 14.30 sentiremo le testimonianze dirette dei tanti che l'hanno conosciuto ed apprezzato, per poi seguire dalle 15 l'intera cerimonia religiosa.